Boni, boni, boni. Non scapparmi, Miki. Per favore non scapparmi, solo fammi sedere, perché qui, sai, Ciao Ezio. devo fare un po' di ginnastica, A quest'età è un po' più difficile. Ma queste macchine sono rimaste proprio quelle di una volta, un po' scomode per salirci. Però vere, no? C'è sapore, c'è storia, c'è passione in queste automobili. Ecco, noi passiamo da questa passione al fatto che facciamo un discorso di Winter Marathon per quanto riguarda un'altra filosofia di guida, che è quella delle gare di regolarità. Ecco, uno dice, va con le macchine vecchie, pian pianin come i vecchiotti. No, guarda, io sono un paio d'anni che partecipo a queste competizioni. Effettivamente non c'è l'adrenalina della velocità della curva in derapata, però c'è la tensione, la concentrazione per mantenere certe medie anche in situazioni molto difficili, perché se c'è neve, come probabilmente in questa Winter Marathon, bisognerà saper guidare molto bene e avere delle gomme appropriate per rimanere nei tempi imposti. E poi la difficoltà di passare al centesimo di secondo su questi segnalatori che si chiamano pressostati, che ti assicuro, per uno abituato ad andare a 200 all'ora, riuscire a passare al centesimo di secondo su un determinato punto non è poi così facile. Ecco, allora da questo punto di vista credo che ci siano tutte queste problematiche che potrebbero anche appassionare i giovani. Ma io ero molto scettico all'inizio e da quando partecipo a queste gare sto facendo una grossa, diciamo, pubblicità, perché è affascinante. In più anche i giovani di oggi, quando salgono su delle macchine d'epoca, ma che duro il volante, ma che bello il cambio, ma che strani i freni, si appassionano. Infatti c'è un grosso ritorno da parte dei giovani alle vetture d'epoca, perché hanno più sapore, più facile. Ma sicuramente guidare le vetture che hanno corso negli anni 50, 40 o anche prima sulle strade di montagna è impegnativo, perché i freni, tutte queste cose non erano certo all'altezza dei materiali che si hanno oggi. E in particolare l'Inter Marathon, che addirittura è in notturna, quindi aggiunge difficoltà e parametri proprio di difficoltà di guida. Non vedo di l'ora. percezione diversa. Non vedo l'ora di fare la Winter Marathon, perché mi porta indietro con gli anni. Quando si correva nel rally di gennaio sulla neve, il 90% della gara era di notte. Io mi sono innamorato dei rally andandoli a vedere di notte, quando vedevi queste sciabolate di fanali che arrivavano dai vari tornanti, che salivano sulle strade di montagna, e ancora oggi sono delle immagini che ho nella mente e negli occhi, e poterle rivivere oggi con delle vetture proprio di allora per me è il massimo. E allora andiamo a Madonna di Campiglio, Miki, dai. Bene, ci vediamo Okay. a Madonna di Campiglio e sicuramente ci sarà da divertirsi.